Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio, oggi una puntata intensissima. Pensate che ho qui accanto a me una persona che è andata un attimo, me l'ero scritto, eccolo qua, perché non volevo perdere proprio, è andata un attimo in Lubiana, poi è andata a Ginevra, è andata a New York, poi passando diceva, insomma, vado a Cusano Italia TV. Lei si chiama Laura Guercio ed è il segretario generale degli Universities Network for Children in Armed Conflict. Perfetto, che è bravissima. difficilissimo da dire, però tu con le cose difficili sei proprio bravissima, perché tu sei anche professore qui a Unicusano, con grande piacere e l'ho scoperto onore andando a spulciare nelle tue cose, ma sei qui per parlare di questo argomento e di questo grande lavoro che fate. Noi dopo abbiamo un video che vedremo, ma io ho scoperto di te, come ti ho detto, ho fatto un piccolo scoop, vedi, infatti lei sorride che non sa, tu hai scritto Le rose di Abu Blash, che è un luogo che io avevo scoperto per altri motivi e sono andata a vedere invece. E grazie a questo libro poi mi sono appassionata, mi hai portato in un mondo incredibile. Io ti voglio un'altra puntata, perché non voglio togliere spazio diciamo, all'argomento di oggi, ti voglio un'altra puntata per parlare di questo libro e poi mi devi dire come sei arrivata a, chiaramente un po' gli argomenti insomma vanno a braccetto, però come ci sei arrivata, perché mi ha affascinato e appassionato, ho passato 2 giorni su di te. Io manderei subito il video che mi hai portato e poi parliamo benissimo, di tutto. grazie. Andate col video, grazie. Questo documentario forte, potente della fotoreporter Marzia Ferron, che rappresenta, poi tu mi hai portato dei numeri, ripeto, di una realtà che per carità conosco, ma mai quando poi la vai a vedere nei dettagli, che è molto forte. Di che cosa vi occupate nello specifico? Allora, intanto permettimi di ringraziarti di aver dedicato questo spazio in un periodo di feste, le feste natalizie, dedicato proprio uno spazio dedicato ai bambini in conflitto armato. È una realtà urgente di cui dobbiamo assolutamente riflettere. Noi abbiamo 27.000 gravi violazioni commesse nei confronti dei bambini
le guerre, in tutte le guerre, quelle di cui si parla di più mediaticamente, di quelle di cui se ne parla di meno, solo nel 2022. Dal 2005 al 2022 abbiamo 315.000 gravi violazioni nei confronti dei bambini in situazioni di conflitto armato e 120.000 bambini uccisi o mutilati. Significa 20 casi di bambini uccisi o mutilati ogni giorno. Quindi è un'urgenza di cui non possiamo fare a meno di parlarne, di rifletterne e di affrontarla in maniera collettiva. Nello specifico questa organizzazione si occupa di fare cosa proprio nello specifico? Noi siamo un network di più università da parte di tutte le delle Americhe, oltre 50 da parte delle università che stanno in Asia, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente. E il compito è quello di sviluppare azioni di promozione di quelle che possono essere le misure giudiziarie, ma anche misure politiche volte a garantire l'effettiva protezione dei bambini in situazioni di conflitto armato, come anche di rafforzare quelle già esistenti. Noi dal secondo conflitto mondiale abbiamo avuto una produzione infinita di convenzioni e dichiarazioni internazionali volte alla promozione dei più vulnerabili. La dichiarazione dei diritti del fanciullo, dove si parlava prima della necessità di ascoltare i bambini. C'è un diritto dei bambini all'ascolto e questo è sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, come anche convenzioni rivolte, le convenzioni di Ginevra, alla protezione dei bambini. Eppure i dati che ho detto prima e che sono stati registrati dalle Nazioni Unite dimostrano che queste convenzioni non funzionano. Tu mi hai portato dei numeri veramente spaventosi che invito tutti ad andarli a leggere, perché comunque sentirne, come dire, parlare, a volte anche distrattamente un conto, ma mettersi lì e leggere proprio le cifre che sembrano, cioè se tu pensi singolarmente ogni persona, ogni bambino, bambina soprattutto, purtroppo le donne ancora una volta pagano lo scotto e purtroppo sì. No, è un dramma perché volevo dire per fortuna che ci sono delle poi associazioni che si prendono carico di tutto questo e cercano di fare qualcosa, anche se è difficile poi operare in questi territori, no? Anche perché purtroppo i dati che ho citato sono sottostimati. Uno dei problemi principali di raccogliere i dati in situazioni di conflitto armato è proprio come leggere le fonti e avere le fonti. È un'indagine estremamente difficile che noi stiamo peraltro portando avanti perché abbiamo ricercatori in loco in situazioni appunto di conflitto armato e soprattutto quello che cerchiamo è di capire le ragioni che possono essere sotto a questi dati, perché il conflitto va ad esasperare delle situazioni di disuguaglianza e discriminazione che sono già esistenti nelle situazioni di pace. Certamente. Allora l'importante è capire qualitativamente quali sono, oltre che quantitativamente, ma qualitativamente quali sono le ragioni legislative, culturali, religiose, politiche, sociali che possono essere alla base di un aggravamento di certi dati in situazioni di conflitto armato. Laura, tu sai che purtroppo, come ti avevo detto, ho pochissimo tempo per parlare di questo argomento, però dimmi se io e Cusano Italia TV se possiamo fare qualcosa, nel senso quando possiamo riospitarti per parlarne magari un po' più approfonditamente con grande piacere e soprattutto se possiamo fare qualcosa di pratico, perché io sono una persona un po' pratica, diciamo, magari c'è un numero, qualcosa, un sito dove andare a vedere per darvi una mano, non lo so, io non so. Allora, il parlarne è già importantissimo perché non so quanti ne parlino, a parte una nicchia riservata che si occupa di questa tematica, quindi il parlarne è importantissimo. Ma da noi c'è, sai, noi abbiamo una gara canora, poi abbiamo lo spazio degli immigranti, pittori, quindi il abbiamo i libri, è una trasmissione di intrattenimento, quindi mi fa ancora più piacere perché ti ascolta la persona semplice che da casa sta vedendo un programma di intrattenimento, non sta vedendo un telegiornale dove
dove già comunque magari è carico di queste cose. E questo è importantissimo. Quindi con grande piacere noi ti ospitiamo come e quando vuoi. Grazie, ti ringrazio per essere stata qui. Dimmi solo, dopo ci lasci detto, quando vuoi venire, la poltroncina per te. Ritorno con grande piacere e ringrazio anche, permettimi, di aver ricordato la situazione dei bambini che vivono nelle discariche di Abu Bloshe. Quella è una cosa a parte e ti voglio quanto prima per parlare proprio del libro che hai scritto, perché mi incuriosisce come ci sei arrivata e poi lì è un altro mondo che si apre, un'altra voragine. Grazie mille per essere stata con noi e noi passiamo subito al nostro Graziano Marraffa con Sapori di cinema. Buonasera, bentrovati. Proseguiamo questa nostra carrellata nella storia del cinema italiano. Oggi parleremo della Hollywood sul Tevere, un fenomeno nato grazie a un'iniziativa dell'allora sottosegretario al turismo e spettacolo, onorevole Giulio Andreotti, che indusse una legge per cui in Italia i produttori americani potevano reinvestire i profitti guadagnati con la distribuzione dei loro film in coproduzioni con l'Italia con un cast misto. 1953, Stazione Termini, Vittorio De Sica e Cesare Zavattini descrivono una storia corale straordinaria di una coppia in crisi che si ritroverà nel contesto caotico di questo pilastro della viabilità romana che è appunto la stazione. C'è una partecipazione straordinaria nel cast di Paolo Stoppa e Gino Cervi. L'anno successivo Roberto Rossellini realizza uno dei suoi capolavori con Viaggio in Italia, una sceneggiatura alla quale collaborano Vitaliano Brancati e Antonio Pietrangeli, con protagonisti Ingrid Bergman e George Sanders, ambientata nella costiera campana dove una coppia di borghesi, seguendo un'eredità avuta per uno dei due coniugi, scoprirà anche la possibilità di potersi riavvicinare sentimentalmente. Nello stesso anno Vacanze romane, un capolavoro ormai di quel periodo, con protagonisti Audrey Hepburn e Gregory Peck, ambientato nel centro storico di Roma. Le sequenze furono girate prevalentemente da Luciano Emmer e la regia di William Wyler, la storia celeberrima di una principessa che di notte, fuggendo da un'ambasciata, incontrerà per caso un giornalista particolarmente onesto. Qualche anno dopo Tre soldi nella fontana, ambientato prevalentemente nella famosissima Fontana di Trevi, che anticipa anche il successo e l'exploit che avrà poi con il film La dolce vita di Federico Fellini. Tra l'altro Rossano Brazzi, questo grande attore che nel film ha una partecipazione straordinaria, incarna il tipico Latin lover romano. Contemporaneamente è possibile realizzare anche i primi colossal in Technicolor, Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas protagonista, Silvana Mangano e Franco Interlenghi, unitamente a Guerra e pace di King Vidor, che verrà realizzato con la regia di Mario Soldati per le scene di massa, con un cast imponente come Audrey Hepburn, Mel Ferrer, Vittorio Gassman e Anita Ekberg, sanciscono l'impegno produttivo della società Ponti De Laurentiis, che si avvierà sempre verso di più dei colossal più importanti e che Dino De Laurentiis proseguirà poi da solo nei decenni successivi. Per oggi è tutto, grazie, alla prossima puntata. Graziano Marraffa, bravissimo, sempre puntuale, preciso, sempre con queste locandine meravigliose. Poi hai nominato Rossano Brazzi, quando ero piccina io sognavo con Rossano Brazzi, bellissimo. È stato messo in ombra da Mastroianni poi. Lo so, però vabbè, io l'ho amato lo stesso. Sempre queste cose di nicchia io, capito? Non è che amavo Mastroianni. E adesso l'oroscopo colto con Massimo Bomba. Eccomi. Fategli un applauso. Che sforzo bellico che hai messo in atto, sei proprio imprevedibile. Sai che c'è? Che noi avendo avuto i ragazzi prima, nella prima fase, che sono tutti belli pieni di energia, adesso i ragazzi sono andati a farsi una passeggiata, siamo rimasti noi che siamo un po'... Ok, mi pare giusto. Guarda, tu sai che ho avuto l'emigrante prima... Sì, conosco l'emigrante che ha parlato lo prima. Lo conosci. Noi avevamo un altro brano che avevo chiesto ad Alex di fare per lui, però il tempo è andato tiranno e adesso che fai? Me lo fai ascoltare?
No. Poi? Sì? Me lo fate, me lo inquadrate? Eccolo là, già c'è. Dai, fammelo sentire. Così poi partiamo. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero in un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere, ad urlare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Bravissimo, com'è profondo il mare, com'è profondo il cielo. Beh, quello è ancora più profondo. Più profondo, appunto, per Comunque, andare alle stelle. E questa canzone chi l'ha scelta? Ari? Sì, però non abbiamo avuto modo e tempo perché purtroppo... Secondo me è la più bella canzone di Lucio Dalla. Credo proprio che sia la più indovinata. Beh, più, si fa fatica poetica, a capire qual è la più bella, no, perché questa. ce ne sono oddio, tante. sì, però sai, noi abbiamo sto dono del discernimento, no? Quindi usiamolo. La sera dei miracoli pure, meravigliosa. Ci proviamo, quindi. Oggi hai un compito importante. Sì, stare vicino a te, lo so. Spero Oggi abbiamo scelto dei personaggi Sì. di alcuni segni, di tutti i segni zodiacali. Siamo andati un po' alla ricerca. Lo so. Diciamo che questa settimana mi sono sbizzarrita un po' più io e dalla settimana prossima do il compito totale a te, perché tenga che fa. E allora come si suol dire? Quindi, ti faccio lavorare. Andiamo subito con la prima foto dell'Ariete, vediamo chi c'è. Chi hai trovato? Chi ho trovato? Ho trovato questo signore, sai chi è? Oddio. Questo signore si chiama Corrado Alvaro, è nato delle colline. è nato a San Luca, molti conoscono quel luogo per cose non piacevoli e uno dei miei compiti in questa trasmissione vuole essere proprio far conoscere i luoghi, i posti bellissimi che abbiamo in Italia anche e soprattutto per eccellenze che hanno avuto. E uno di questi è Corrado Alvaro. Ti è piaciuto? Ariete. Come no. Beh, l'Ariete sicuramente è il segno che vuole distinguersi su tutti. È un segno che ha bisogno di andare all'attacco. Beh, lui può essere proprio considerato uno scrittore che ha cercato di rompere, ha scritto qualcosa di molto forte, per quel poco che so, perché tra l'altro non è che l'ho letto. Ho lessi a suo tempo a scuola delle antologie, insomma ci facevano vedere dei brani. Quindi da quello che ho capito Celestina non l'hai letta? No, io Celestina no. Va bene, c'è sempre tempo. Te la presto. Vabbè, ok, mi fido della tua preparazione. Ti è piaciuto? Ogni tanto ti do zac. Guarda, già solo tenere a bada te mi dovrebbero dare il premio Nobel. Poi, non lo so, se vogliamo trattare sono disponibile. Dai, continuiamo con l'Ariete, se abbiamo finito vado avanti. Ok, l'Ariete sta in una fase abbastanza bonina, diciamo così, bonina. I super favoriti sono quelli della terza decade perché hanno il Sole e Marte a favore, quindi sono stimolati, sono aggressivi, sono fattivi. I nati nella prima decade invece hanno Mercurio quadrato, quindi stessero attenti ai soldi, ai quattrini, ai contratti e agli accordi economici, perché Mercurio è poi pure retrogrado, quindi possono avere qualche idea confusa, ecco, e poi ci può essere qualche ritardo nello svolgimento magari dei lavori burocratici, ecco. Possiamo andare con il Toro? Andiamo. Beh, sì, anche perché il Toro tempo... avrei voluto mettere Gio Di Sarno, una cantante, però poi ho detto, ma perché mettere Gio Di Sarno che è una cantante che sta pure lì che conduce? Mettiamo Barbra Streisand, una così insomma, che è del Toro ed è nata il 24 aprile a Brooklyn. Sì, pensa guarda, qui ho uno scoop. No. Sì, perché la cosa interessante, veramente da un punto di vista, ritorniamo all'analisi astrologica, che poi chiaramente cerchiamo di essere semplici, perché se entriamo troppo nel dettaglio astrologico sembra che parliamo turco, non si capisce più niente. Ci vuole il traduttore. Esatto, sì, ci vuole il traduttore per me, figuriamoci per uno che non è, che non è del campo, insomma, perché questi sono dei simboli che vanno interpretati. Però, secondo la tradizione, appunto, Barbra Streisand è del Toro, e il Toro è il segno della canzone, della musicalità. Non a caso tu hai Venere in Toro. E questo è proprio tipico dei cantanti. E qui apriamo un'altra... Anche Claudio Baglioni è del Toro, Laura Pausini, ne abbiamo tanti. Adesso... Non solo, ma Mina, che è dell'Ariete, ha Venere nel Toro. Lo vedi? Come te, sì. E anche Jacques Brel, che è uno dei miei cantanti preferiti. Ho fatto l'oro, sono andato a vedere. E lui pure era dell'Ariete e aveva Venere nel Toro. Perché Venere riguarda proprio le corde vocali. Questo era lo scoop?
Questo. Ah, Ti pare bellissimo, beh, infatti io hai la stessa Venere di Mina, non lo so. No, giusto quello. No, dico perché la mia voce non è anche l'altezza, ecco, forse. l'altezza può essere, sì. Qualcosa c'è. Che dice il Toro, che dice? Il Toro è così, insomma, c'è Venere opposta, quindi tu hai avuto raffreddore, forse ce l'ha avuto pure Mina, non lo so, e praticamente c'è questa opposizione di Venere che sta colpendo quelli della metà del segno, quindi stanno un po' sottotono. Giove all'inizio, quindi quelli dell'inizio, tipo appunto abbiamo di là una Toro di là che mi chiedeva informazioni e gli ho detto che qualche soldo dovrebbe arrivare, ci sono meno male. buone... E poi invece c'è Urano che sta a cavallo tra le due decadi e quindi quello può innervosire parecchio, può esserci qualche colpo di scena. Passiamo ai Gemelli? Passiamo ai Gemelli. Ho scelto un personaggio che è nato il 3 giugno come mio figlio. Dice che c'entra? Vabbè, così per simpatia, no, perché è un simpaticone. Chicco Zalone, dov'è? Datemi la foto. Vedi? C'è chi esulta là dietro. Vabbè, insomma, è il segno i Gemelli, oltre che il segno della scrittura e del giornalismo, della prontezza di riflessi e della prontezza mentale e della battuta, è anche il segno appunto della comicità, perché hanno uno spiccato senso dell'humor. E lui effettivamente mi sembra che ce l'abbia, appunto. Che dice il segno dei Gemelli questa settimana? I Gemelli hanno questa opposizione del Sole e di Marte, quindi insomma tanto alla grande non sarebbe. E poi c'è Saturno che è in quadratura ai nati nei primi 3 giorni. Tenete presente che questi aspetti planetari, specialmente Saturno o Giove, noi dobbiamo sempre controllare il grado e il giorno a cui corrisponde, che è una cosa matematica che io non riesco a fare così al volo, perché sai, sono quei conti... E poi però le persone tengano presente che un paio di giorni prima che sono nate o un paio di giorni dopo c'è un certo, come dire, c'è una zona vibratoria nel cielo. Un cuscinetto, non ci sono i cancelli. Tra l'altro le persone molto sensibili, sensitive, che hanno dei doni, sicuramente le avvertono prima le cose. Io ho visto verificarsi molto prima delle cose in persone particolarmente ricettive, che avvertono proprio che c'è un cambiamento, che sta succedendo qualcosa. Quindi ecco, c'è questo quadrato di Saturno che magari sta facendo saltare parecchi tappi. Ci sono se vedete che vi salta la terra sotto i piedi, che sta non fate niente, fermatevi, fate come gli orientali, l'abbiamo già detto. Fate come gli animali, abbiamo detto, che si nascondono, che stanno fermi e aspettano che passi il terremoto. Andiamo con il Cancro, vediamo un po' che cosa arriva dalla regia. L'eleganza fatta persona, Giorgio Armani. Sì, effettivamente sì. 11 luglio a Piacenza. Sì, effettivamente lui è molto cancerino, tra l'altro anche nelle sue sfilate io mi ricordo molto grigio perla, che è il colore della luna. È un tuo collega, perché tu sei anche stilista. Sì, anche se io sono molto diverso, perché lui... Vabbè, sempre collega. Vabbè. Che ti tra bestemmie, mo. Ti volevo fare un complimento? Sì, va bene, grazie. No, io subito, ho detto subito una cosa, perché c'è una cosa che mi ha colpito sempre tanto di lui, che lo so perché conosco gente che lo conosce, che lui è profondamente... come dire, è un personaggio molto complesso, non è per niente un cancro semplice, un cancro lunare, un cancro facile, è un cancro complicato, credo. Mi raccontavano che ha una casa spoglia con tutti questi grigi, quello che poi fa sempre nelle sue collezioni, grigio, bianco, tortora, beige, tenue, non si sbilancia mai, o è il nero, insomma, e vabbè. Quindi c'è proprio questo senso di crepuscolo, ecco, e questo è molto cancerino e molto lunare. Lunare, ti dispiace se io ti fermo adesso e gli altri segni sulla Luna? Fermiamoci sulla Luna, andiamo in pubblicità proprio un attimo e torniamo per gli altri 6 e 2, 8 segni. Di più, Stai facendo il conto, 6 e 2, 8. Ah, pubblicità.